Buongiorno e ben ritrovati sabato 28 novembre dopo la puntata di Ring di ieri sera, poi ci torniamo anche sulle parole del Vescovo, quello che è un po' successo in studio. Bene, cambiano i colori, come sapete, intanto questa è l'apertura della tribuna dei quotidiani del gruppo Gedi, il Veneto riapre i megastore, è l'ordinanza di Luca Zaia della giornata di ieri, tant'è che ci sono stati alcuni cambi colore, li sapete molto bene, il Veneto resta giallo, il Friuli Giulia resta arancione, la Lombardia per esempio torna da rossa ad arancione, adesso le diciamo un po' tutte, questa è la nuova cartina, la Sicilia e la Liguria tornano gialle, questo per quanto riguarda Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni, quindi scendono, Sicilia e Liguria appunto gialle, le altre restano così come erano. Ci sono tutta una serie di aspetti molto interessanti oggi sui giornali, ma andiamo rapidi. Questa poi è l'apertura del Corriere del Veneto, sempre sui grandi negozi riaperti il sabato, non i centri commerciali, ma i grandi negozi riaperti soltanto il sabato. Qui c'è il serial killer Gianfranco Stevanin, lo racconta il Corriere del Veneto oggi, ancora a chiedere di poter uscire di galera, non sono più il mostro, cioè anche oggi ci sono alcune sue parole. Bene. L'indice RT del Friuli Venezia Giulia è sceso a 1,17, il totale italiano è 1,08, il Friuli Venezia Giulia è 1,17, il Veneto 1,23 e sarebbe appunto tra uno dei più alti in Italia, quello del Veneto. E qua si aprono ancora i ragionamenti, allora forse in effetti Crisanti aveva ragione, qui il virus continua a viaggiare, a galoppare addirittura come dice lui, perché comunque è rimasto tutto un po' aperto. Ma è interessante quello che dice oggi Luca Ricolfi sul Gazzettino, quindi immagino che sia anche sul Messaggero, come vedete anche qui il titolo del Gazzettino oggi è grandi negozi, oggi si riapre, e poi bello trova in prima pagina la notizia del muro di Via Anelli, dopo ne parliamo perché oggi cade anche il muro di Via Anelli. Luca Ricolfi però dice la seconda ondata, 10 paesi che l'hanno evitata, che noi no, non siamo tra questi, e fa un paragone mi pare tra circa 27 paesi un po' in tutto il mondo, ma 10 simili a noi, quindi certo non possiamo citare la Cina, ecco perché parla di libertà, economia, ecco, simili, democrazie simili. Viene definito il metodo Swiss Cheese Strategy, cioè come posso dire, la strategia del formaggio svizzero, cioè quello coi buchi, ecco, perché diverse strategie, diverse mosse messe in campo riescono a fermare una parte di questa diffusione del virus. Se una non completa ne arriva un'altra, insomma è questa sorta di strategia del virus del salvataggio, come sia, del modello formaggio svizzero, con la compartecipazione di queste mosse ha salvato i paesi. Quali sono? Norvegia, Finlandia, Danimarca, Irlanda in Italia, poi ce ne sono altri ovviamente nel resto del mondo, Hong Kong e via dicendo. E cosa hanno fatto? Lo stop agli ingressi, noi non lo potevamo fare, o comunque una forte limitazione agli ingressi in questo paese. Tamponi agli aeroporti, tamponi di massa, no sbarchi, vabbè, e questo ovviamente può riguardare in particolar modo le politiche dell'accoglienza in Italia, ma applicando un sistema molto simile negli altri paesi si è evitato, con il tracciamento, con le app e via dicendo, le distanze, ma questo è ovvio, tutti i dispositivi, questo è abbastanza evidente, si è evitato una forte seconda ondata, si è limitato moltissimo la diffusione del virus in questa seconda ondata. Là ora dove noi siamo abituati a parlare di seconda ondata, ma per forza l'hanno avuta tutti nel mondo, e quindi limitiamo anche le colpe di chi doveva gestire questa seconda ondata cercando di fare in modo che non si verificasse, e quindi noi ci sentiamo sollevati, c'è la seconda ondata, c'è dappertutto. Luca Ricolfi oggi vi racconta che invece non è così, l'ho spiegata male io, ma lui è molto chiaro nel suo articolo. Cambio di colori ve l'ho detto, il vescovo di Crepaldi invece di Trieste ieri poi
era ospite a Ring, l'avevamo anticipato, dice che non è questo gran problema spostare eventualmente l'orario della messa, lo fanno già, non sempre si celebra a mezzanotte, e infatti è in perfetta linea con i vescovi che ieri sono intervenuti dicendo concentriamoci più sul Natale, sui valori, sulla vicinanza pur a distanza, sull'importanza del Natale in questo momento di difficoltà, non importa l'orario della messa. Ieri poi Zaia, sul fronte degli interventi del governo c'è rinvio delle scadenze al 30 aprile per le imprese danneggiate, questo è importante, rinvio di tutta una serie di cose, lo raccontano i giornali. Ieri poi Zaia, in questo sfogo ancora sui ristori, arrivano 250 milioni di euro per le regioni colpite ma che non sono gialle, hanno tutte fatte ordinanze, ricorda il giallo plus, ecco, definiamolo così, quindi con un colore definito ma con ordinanze poi ulteriormente restrittive, modello appunto il Veneto. 250 milioni per tutte queste regioni, non sono molti. Zaia poi a un certo punto si lascia sfuggire questa frase: forse abbiamo commesso il più grande errore della storia. E qual è l'errore della storia? Quello di non applicare le tasse, cioè da 10 anni, lo so che poi mi risponderete, nella mia busta paga c'è scritto IRPEF regionale, ma è una dicitura che non si è mai riuscita a cambiare, ma sono soldi che non preleva la regione, e valgono 1 miliardo e più di 100 milioni ogni anno, cioè la tassa regionale, il famoso tax free, Veneto tax free. Poi mi risponderete c'è la tassa, l'IRPEF comunale, poi comunque sono sempre soldi nostri anche se arrivano da Roma, non sono perché il Veneto vive di trasferimenti, sappiamo tutto questo. Però insomma con questa frase Zaia non è che si è pentito, come vedo magari ricostruire da qualche giornale, oggettivamente secondo me utilizza sempre questa cifra della sua espressione per ribadire che il Veneto è tax free e quindi lanciare ancora una volta un suo messaggio. Però apriti cielo, subito le opposizioni si abbarbicano, diciamo, su questa idea del governatore lanciata ieri in conferenza stampa, e cosa dicono? Come sempre, tassiamo allora chi è sopra i 65.000 euro, perché fare un Veneto pienamente tax free. PD e CGIL subito una tassa sui redditi più alti. Questo, sappiatelo, succede ogni anno quando c'è il bilancio regionale, ogni anno da quando c'è il centrodestra, Zaia, che dice noi restiamo tax free, l'opposizione dice no, eccolo qui l'emendamento, tassiamo i redditi più alti oltre i 65.000 e progressivamente. Bene, è la solita, diciamo, il solito dibattito. Questo perché tassando, avendo più soldini, potremmo dare anche dei ristori ulteriori per il Veneto. Bene, credo che sia più o meno tutto. Oggi il muro di Vianelli, ve l'ho detto, c'è prima sapete quell'impatto, diciamo che in questa seconda ondata siamo molto più vicini al virus per quanti non l'hanno sofferto, oggi conosciamo, l'abbiamo avuto molte più persone. Qualche giorno fa, ricorderete, a Ring abbiamo mostrato quel video di Christian Arboit, quell'inchiesta all'interno delle terapie intensive a Treviso. Bene, intervistava un tale Bruno Osto che ci aveva commosso, era appena uscito dalla terapia intensiva, era un volontario per una vita infermiera all'ospedale Campo San Piero, poi volontario all'interno delle case perché purtroppo aveva preso il virus andando a fare una puntura all'interno di un'abitazione, gli avevano chiesto questo favore e lì ha preso il virus. Bene, purtroppo è morto, una storia che ha commosso e tantissimo anche noi che l'abbiamo raccontata. Sembrava in via di guarigione, purtroppo però invece non ce l'ha fatta. Oggi cade il muro di Vianelli, le 6 palazzine sono già state demolite, era il 9 agosto del 2006 quando ci svegliammo con quel muro, definizione che poi coniò proprio il Gazzettino, il muro di Vianelli. Bene, oggi finisce un altro capitolo di quella storia con i blitz, con le battaglie tra spacciatori, con i New Jersey che delimitavano la strada, non si poteva neanche più passare, cioè lì era terra di nessuno. Oggi, dopo 14 anni e quel muro appunto di Vianelli che raccontò tutto il mondo, anche quelle lamiere conficcate nelle putrelle, nel terreno, vengono rimosse. E ovviamente l'appello è anche all'amico assessore Andrea Michalizzi,
una parte di questo muro. È chiaro che molti lo vorrebbero avere, leggo Zanonato lo vorrebbe una parte anche nel suo studio, tutti noi giornalisti che l'abbiamo raccontato, insomma, quindi lo dico qua ufficialmente. Va bene, è tutto, ci vediamo domani mattina per quanto riguarda Lavarino. Invece sul sito ferdinandavarino.it ci sono tutta una serie di aggiornamenti anche oggi. Domani sera alle 19:30 su Tele4 cominceremo col presidente Federica, c'è sempre la nostra straordinaria domenicale fino alle 21, vediamo se avremo anche il sindaco, tutta una serie di altri ospiti. Siamo andati lunghissimi, grazie e buona giornata.